Non possiamo fermarci però alla forma, dobbiamo badare alla sostanza di quello che è accaduto. E allora io credo che un approfondimento va fatto, cogliamo questa occasione di questo evento così triste e che ha coinvolto tutti per fortuna, per fare una riflessione con la comunità locale. Ecco, io come sindacato, come FIMS, come medici di medicina generale, chiedo appunto di fare qualcosa di più rispetto soltanto a delle espressioni formali. Quanto accaduto va affrontato seriamente per evitare che episodi così non si ripetano. Lo pensa il segretario dei medici di famiglia del Veneto in relazione all'aggressione razzista subita a Chioggia dal medico dell'INPS, che per Scassola non deve essere Non considerato un caso riteniamolo isolato. isolato. Consideriamolo come un indice di pericolo, di alert, e affrontiamolo, analizziamolo e insieme cerchiamo di combattere. È una questione di giustizia e di democrazia. C'è stata una correità anche. Non è stato soltanto un individuo che ha creato questo tipo di situazione drammatica e penosa. È l'indice anche di una miseria che dobbiamo analizzare, una miseria sociale, culturale, di approccio al problema e di responsabilità. Quando una persona non si pone nemmeno il problema di ma cosa sto facendo, ma sto arrivando in mutande, in bicicletta, ad incontrare un medico che mi sta cercando e invece di cercare di mitigare, addirittura lo aggredisco come se avesse violato la mia privacy, la mia intimità, siamo completamente fuori. I medici di famiglia accompagneranno con tutti gli strumenti di protezione giuridica che verranno concessi il loro collega per difendere la dignità e l'opera di ognuno, proponendo anche al comune di Chioggia di cooperare per un'iniziativa pubblica a testimonianza dell'indignazione per quanto accaduto.